Sì. Venite, accomodatevi. Io bello Baviera, sì. Si va in diretta. No, non aspettavo che fosse ora. Sono passati. Tanti sfuggiti. Che brava, Partiamo? Partiamo. Ok, allora 3, 2, 1. Allora, buonasera a tutti, grazie per essere qui stasera con noi per l'ultimo col fumetto italiano della serie, anzi della sessione estiva della rassegna Fumetti Popcorn, e sono molto felice che questa sera, questa sessione la concluderemo con una nostra amica Lucia Biagi, moderata dalla nostra giornalista preferita Virginia Solfoni, giornalista del Manifesto, e appunto l'incontro verterà sulla presentazione del nuovo fumetto di Lucia Biagi, edito da Eris Edizioni, The Sian Etem. Scusate, ma non leggevo, pensavo che continuasse, invece Lucia Biagi. Lucia Biagi, quello lo sai. E quindi niente, un bel librone, il primo librone così, perché Lucia, l'ultimo anche, il primo e l'ultimo, che le ha costato grande fatica, perché è da un po' che manca nelle librerie, a parte con i suoi classici fumetti. E quindi insomma siamo lieti di ospitarla e di sentirla parlare e raccontarci di questo suo ultimo libro. Colgo l'occasione, visto che siamo in misura estiva, perché noi ritorneremo a settembre, e di ringraziare ancora una volta Fondazione Pisa e Unicop Firenze per il contributo, senza il quale noi oggi non saremo qui, e tutti i partner della rassegna, che sono veramente tanti, e insomma grazie ai quali noi possiamo indagare il fumetto in veramente tantissime sfaccettature, soprattutto in quella che a noi ci siamo dati come obiettivo, e cioè il dialogo tra cinema e fumetto. Grazie e buon incontro. Grazie a te Alessandra, buonasera a tutti e a tutti. Benvenuta a casa. Esatto, tornata a casa. Io insomma mi unisco ai ringraziamenti e soprattutto al piacere di stare con voi nell'ultimo appuntamento della rassegna Fumetti e Popcorn, e soprattutto è un piacere dialogare con Lucia, che ha finito questo libro lo scorso anno, direi nell'autunno del 2022. Sì, è uscito perlomeno nelle mie mani, è giunto. Esatto. È uscito, guarda, l'ho finito esattamente un anno fa, infatti, perché poi è andato in stampa più o meno l'estate. Torna, sì. In quel momento la tipografia ha chiuso per una settimana. Esatto. I rifornimenti di carta ordinati mesi prima, perché è crisi. Certo, fare sto libro. Subito dopo il Covid, o comunque quasi in mezzo, proprio un tempismo esagerato. Però ne valsa la pena perché come anticipavo ieri in uno sciocco post di promozione di questo incontro, è un lavoro sinceramente sorprendente, innanzitutto perché chi si occupa di fumetto non è così abituata o abituato a sfogliare tanta foliazione, cioè non è abituato nemmeno a portarsi nelle shopperine borsettine un libro così esteso. Ora, al di là del dettaglio sciocco, si dice sempre che il fumetto è il linguaggio della sintesi, per cui non ci si aspetta da un graphic novel la stazza di un grande romanzo. Però questo fumetto ha effettivamente degli elementi del grande romanzo, e direi che l'aspetto più sorprendente, a mio avviso come lettrice, è che è un'opera molto ambiziosa, nella quale
però Lucia rimane coerente a quelli che sono i suoi grandi punti di interesse, che erano presenti anche nei libri precedenti, che sono Misdirection e Punto di fuga, edito il primo da Eris e il secondo, cioè nel senso il primo che ho citato da Eris e il suo primo libro invece Punto di fuga da Diavolo. Tra l'altro Diavolo sta facendo la nuova edizione. Ah, benissimo, quindi se la Punto di vedere fuga tornerà potete brindare. Quanti anni compie Punto di fuga? Era 2016? Ok, quindi meno di 10. Sì, esaurito. 20. Uno di questi assi tematici che comunque si ritrovano e ai quali appunto in The Science Anthem ai quali Lucia comunque è rimasta coerente, credo sia l'interesse per le relazioni umane declinate nel momento della crescita, un passaggio comunque da un'età giovanile a un'età adulta, che in questo libro diventa corale, a differenza dei precedenti, cioè diventa una crescita corale, una crescita di un gruppo di amici, ma che si innesta in una struttura di genere, di racconto di genere. E questa è la grande, credo, scommessa e ambizione di questo libro. Il libro copre un arco narrativo di 20 anni, più o meno. Sì, ed c'è un buco in mezzo. Esatto, ed è strutturato come un grande, cioè un racconto che ha un tempo del racconto e dei costanti flashback. C'è un buco in mezzo esattamente, un'analisi costante però che copre appunto questi 20 anni, che è effettivamente il tempo del passaggio definitivo tra l'età giovanile e l'età adulta, ma racconta anche di una storia, è quasi un thriller, diciamo, per questo mi riferivo a genere, al romanzo, certo, di genere. Ecco, io vorrei sapere da dove viene questa ispirazione letteraria, da quali passioni, da quali letture, da quali, mi immagino, anche visioni, certo. Esatto, sì, arriva. E parleremo effettivamente durante tutta la presentazione di cosa hai conservato dell'uno e dell'altro modo di far fumetti e nello specifico di come hai giocato su questo lunghissimo tempo per raccontare invece una storia che è molto incalzante. Allora, tutte queste in effetti sono le motivazioni per cui il libro è quasi di 500 pagine, nel senso ho affrontato per la prima volta innanzitutto la questione della coralità e siccome io mi sono sempre presa il tempo per ogni personaggio, qua si è moltiplicato per 5 ovviamente e questo ha fatto crescere. In più sì, c'è la questione della struttura narrativa che in realtà si avvicina alle cose che mi piacciono, cioè sono stata molto vicina alle mie letture e visioni, quindi vabbè, ovviamente chili di serie TV e anche di libri, sì, assolutamente. Quelle preferite? E preferite, vuoi sapere? Allora, di libri, secondo me è abbastanza, oddio, una cosa che mi è piaciuta tantissimo, che secondo me è un po' così, sia per la lunghezza del tempo che copre, Bellino, sì, diciamo di Donna Tartt. E poi vabbè, ovviamente c'è l'immancabile It, che comunque ha questa struttura con tanti personaggi, c'ha loro piccoli e loro grandi, quindi c'ha dei punti in comune. Alcuni mi hanno detto che assomiglia a Sleepers, il film, sì. Il passaggio adolescenza. Esatto, sì, il gruppo che cresce è legato, cioè l'evento che lega tutti e che poi porta conseguenze, diciamo, come plot. E sì, poi non è che nei particolari in realtà c'entri molto, perché forse la cosa che c'è da dire è che quella è un'altra cosa su cui mi sono cimentata per la prima volta e che mi ha necessitato veramente di tanto lavoro, è il fatto che non è ambientato nel mondo nostro. Non so se ti sto bruciando delle domande, ma ne parliamo, no, perché bisogna parlare. Però insomma, visto che le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori hanno più o meno visto la copertina, già sì, il fatto che ci siano dei personaggi non sono così colorati non è un caso, e Lucia sceglie di farli vivere in un mondo simile al nostro, sì, che ha anche dei riferimenti geografici forse
ammiccanti, ma non di realtà. No, esatto. Cioè, comunque in realtà anche le questioni, cioè le culture, i posti sono immaginari. È un mondo in cui ci sono queste 3 classi sociali che sono i 3 colori primari, che sono i 3 colori della loro pelle, dei loro capelli. E sono anche i colori della loro temperatura, diciamo, della sì. loro indole. Infatti i Shano sono un po' rettilini. Allora, è sostanzialmente un romanzo corale su questo gruppo di amici che appartengono a 3 classi sociali, a 3 colori diversi, Sì. e calati in una società dove il ciano ha effettivamente un anatema, cioè c'è un continuo processo di emarginazione razziale verso Che le loro persone subiscono, che loro certo. subiscono verso le persone Sì. ciano. Sì, io mi sono immaginata in realtà che loro fossero gli autoctoni e che i magenta e i giallo fossero quelli che vanno a colonizzare lo spazio E che poi in prendono... cui loro effettivamente vengono quindi sopraffatti e ne decisamente soffrono e inadatti a tipo di metropoli e civiltà moderna in cui si ritrovano culturalmente proprio, quindi mi sono un po' dovuta anche rimmaginare un po' questa popolazione, le loro regole. Esatto, e i blu sono così tanto marginali che questo ti dà, diciamo, l'espediente narrativo per creare un motore, cioè nel senso Esatto, un motore sì. narrativo. 20 anni prima del tempo, diciamo, del racconto, c'è quella che si conosce come la strage del mare, che è un evento doloso. Sì. Rimaniamo sul vago perché è un thriller e sarebbe ma bello che lo si può dire che è comunque un evento sì. doloso nel quale l'edificio dove questi ciano vivono più o meno emarginati dal resto della città, che è divisa anche da un sì, sono anche un po' segregati. Esatto. Non so se si può usare questa parola, però fondamentalmente Esatto, gli viene impedito l'accesso a certe aree, quindi sì, loro segregati. abitano un quartiere specifico dove poi gli altri personaggi risulteranno comunque in visita, si sentiranno in pericolo, sono proprio ghettizzati. E, in questa strage del mare Yari, un amico del gruppo, e qui sorge l'altra domanda che probabilmente si lega alla questione di Sleepers, a questa ispirazione che tu dicevi o che comunque qualcuno ha rintracciato nella lettura del tuo anatema. Scegliere una morte come passaggio dall'età giovane o comunque dall'età spensierata all'adultità non è diciamo, non è proprio un elemento banale. Non so se si lega più al tuo, appunto, alla tua volontà di scrivere un thriller per cui ci deve essere per forza, insomma, comunque è abbastanza comune che in un thriller ci sia da scoprire, ci sia della suspense su tutto quel indagine o detection che porta poi, no, alla scoperta del colpevole. Però è interessante perché i personaggi cambiano in assenza di questo loro amico. È lo strappo, no? È il trauma che poi mi piaceva in realtà analizzare di più, perché tutti da adulti, pur essendo passati 20 anni, ancora non hanno elaborato, anzi non hanno elaborato, e tutti hanno delle conseguenze, tutti hanno ancora appunto un trauma che si mostra in maniera diversa appunto su ognuno di loro. E forse era quella la parte che mi piaceva. Yari purtroppo appunto non essendoci poi in età adulta è quello che sono riuscita meno a sviluppare, rimane quello un pochino più misterioso in un certo senso, però in realtà la personalità è molto definita quando è ragazzino, certo. Quindi insomma sì, ci ho giocato meno da adulta, che ovviamente è un personaggio molto forte che agli altri risulta esatto. ovviamente divisivo, tutti più o meno gli altri personaggi hanno una relazione importante, esatto, lui è proprio il perno su cui loro ruotano, no? Esatto, tant'è che mancando in questa situazione drammatica Yari, le loro vite si disperdono in qualche modo, solo 2 rimangono, solo la si chiama Becca e Emil che è il suo compagno, sono gli unici 2 a rimanere. Il suo compagno, sono in contatto un pochino con l'altra magenta,
Esatto. Però in generale comunque sì, non sono più il gruppo che erano quando erano in serie, ecco. Cioè si rompono tutti gli equilibri, per cui effettivamente poi... E tu dicevi una cosa interessante, vabbè, il fatto di strutturare una storia su appunto due tempi narrativi tra i quali passano 20 anni è una grande occasione per mostrare uno sviluppo di ogni personaggio. Peraltro Lucia fa una cosa piuttosto strategica, ma anche molto, molto efficace in quello che è l'economia del racconto, che è dare uno spazio per un monologo a inizio di ogni parte e assegnarlo a ognuno dei personaggi, che racconta un po', è come se la voce di ognuno raccontasse la propria versione dei fatti. E ciò nonostante, tu sembravi un po' suggerire che sono passati 20 anni, niente, esatto, è cambiato. Esatto, sì. Questo cioè, o meglio, cambia tanto la loro situazione economica, lavorativa, cambia la situazione pubblica e cambia anche il mondo. Cambia, sì. E loro invece sono impantanati. Si può usare questa parola italiana? Sì, sono impantanati e risolvono solo tornando tutti insieme, che è un po' l'incipit del libro, nel ritrovarsi e rianalizzando, riaffrontando tutto che risolvono, quello che era rimasto fermo. Allora, l'idea sia un po' quella. Loro da giovani intorno a questa amicizia strutturano anche un'idea, no? Un gruppo che si chiama giusto perché il loro gruppo è composto da diversi colori e hanno idea di difendere una pluralità o comunque di difendere la loro diversità, e hanno ovviamente si impegnano nella difesa dei diritti, degli stessi diritti per ciascuna classe sociale, per cui per ciascun colore. E nei 20 anni nella storia successiva, nella storia nella quale si svolge appunto l'azione principale, ci accorgiamo che tutta la loro lotta è stata invano in qualche modo. Cioè loro come camaleonti hanno sopportato un rappresentante politico che poi effettivamente è andato al potere, ma che non sta facendo altro che perpetrare le stesse discriminazioni e gli stessi... Ci sono dei piccoli miglioramenti, nel senso che sicuramente sono stata attenta a mettere più arancioni, più viola nel presente, quindi i colori si sono arricchiti, ci sono state delle coppie miste, ci sono stati esatto, quindi c'è un arricchimento, però anche dei piccoli personaggi satellite che mostrano la bambina, esatto. Emil è un ufficiale per cui si occupa appunto di l'unico che fa qualcosa di positivo nel presente, tutti gli altri sono tutti e effettivamente ha a che fare con persone di colori non primari. Esatto, sì. Mezzo sangue. Quindi da un lato c'è questa apparenza, no, di modernità, poi ovviamente, ma è proprio come il mondo nostro, no? È uguale, no? Esatto. Quindi ci sono che non era il mondo nostro. Ma lo è. Diciamo che tutto quello che non è esplicitamente diverso è come il nostro mondo, si basa su questa regola. Tra l'altro ho avuto anche la sensazione che non solo tu accennassi a questa, diciamo, a queste verità di facciata che ci raccontiamo, a questa ipocrisia che spesso di integrazione, no? Che spesso è di inclusione, che spesso viviamo, ma che tu cercassi anche di far capire come spesso viene impugnata e strumentalizzata. Per esempio nelle ultime pagine c'è una scena di takeaway fast food nel quale c'è un logo bellissimo, credo un gattino su una busta, e il gattino è di tutti i colori, e dici, vedi, lo usano è tipo brandizzata, è promossa e brandizzata. E alla fine Roman, che è questo blu qua, che è molto importante nella storia, che era il migliore amico di Yari. Era il migliore amico di Yari da piccolo, esattamente della stessa estrazione, no? Però invece è ricco, è un attore famoso, e quindi c'ha questo, anche lui, questo stacco, questa grossa diversità su come era prima e come ora, e
e il disagio fortissimo che questa cosa gli porta nella vita, per cui non riesce mai a essere libero di scegliere quello che vorrebbe davvero, cioè è molto in balia degli eventi. Ecco, per esempio, anche il tema comunque in qualche modo del riscatto sociale lo affronti attraverso il personaggio di Roman, sì. E non, cioè, quello che ti vorrei chiedere è se credi che sia un riscatto che in qualche modo fallisce per fattori esterni, proprio perché la società o comunque il contesto nel quale questi personaggi si muovono, questa città governata appunto da questi politici ipocriti, perché poi in buona sostanza questo sono, se non direttamente corrotti e forse implicati in questioni anche grosse e importanti. Cioè, se il riscatto sociale fallisce per dei fattori esterni o se credi che sia più un fallimento individuale nel caso proprio del personaggio. No, secondo me è più esterno che suo individuale. Beh, se fossi Liv direi che in realtà non ha mai avuto una possibilità vera. Quello che in realtà lui ha è una pressione da vari punti di vista, determinata, che gli altri Shano possano vederlo sia come uno spregevole venduto, esatto, ma lui vorrebbe invece essere un esempio positivo di una cosa che può succedere, ma che non lo fa stare bene nemmeno lui, perché poi alla fine in queste cose qui la sensazione è che uno solo che ce la fa non serve a niente, cioè funziona quando c'è una comunità che cambia, invece è lui soltanto e quindi non è solo comunque, e allora non ha senso. Ci sono dei dialoghi nei quali Emil dice: con questi soldi avresti potuto comprare una scuola, e lui invece sta Emil pensa sempre che ci possono fare le cose giuste. Certo, Roman di contro gli risponde: non sarò io a salvare il mondo, insomma. E, rimanendo sui personaggi, è interessante come ognuno di loro, appartenendo appunto a una razza e a un colore, abbia delle caratteristiche statiche, e però come dentro a ognuno di loro in realtà tu abbia messo delle storie, tu gli abbia calato ogni personaggio anche in un contesto abitativo, che ha delle passioni personali. Becca disegna, ha un gatto, somiglia un po' a Lucia. Sì, Becca è la più me. È la più te. Però ognuno di loro e ognuna di loro è veramente fortemente caratterizzato. Volevo capire come ti sei immaginata il loro microcosmo, pur essendo comunque appunto, cioè, pur essendo la premessa quella di dei gruppi razzialmente divisi. Allora, da ragazzini in realtà è quasi più facile, perché comunque la omologazione. Sì, è anche più facile prendere ispirazione magari, no? Dalle persone che ho conosciuto. Ne conosci tante diverse, a scuola c'è la possibilità veramente di interagire, no? Con tante realtà diverse, persone che poi perdi appunto, no? Che magari no. Da adulti in realtà me ne sono dovuti forse un po' più ragionare a tavolino, nel senso, al di là di Becca, che ora diciamo che a mia famiglia in realtà c'è molti pezzi di me in tutti, però ho anche pensato in questa situazione, questo tipo di evoluzione, cioè io un po' in quei 20 anni cosa è successo no, me lo sono pensato, no? E quindi mi sono anche un po' cercata di immaginare i percorsi. Quindi poi te li rivedi con questo stacco gigante, però in realtà anche lì, perché poi è un po' il complementare opposto a Roman, lo dice in 2 parole, no? Quello che è successo: ho rifiutato l'eredità, mia madre è morta, io sono sola e sto bene così. Liv è l'unico personaggio giallo che quella casa è il colore dell'oro e quindi appartiene alla lei forse classe è sociale. la più difficile da scrivere, da gestire, perché è tanto sfaccettata e complicata. Ma è la mia preferita. Ha avuto una relazione prima con Yari e poi capiamo che è legata invece anche a Roman, ed è anche nella stessa copertina fortemente sofferente da quello. Sempre sofferente. Molto sofferente.
sia per quello che è successo, sia poi anche nel momento in cui la storia si riallaccia e inizia, insomma, questo movimento di riscoperta di quello che realmente e che poi ha portato alla strage. Sì, sì, no, lei è la persona proprio delle rinunce, farebbe qualunque cosa per punirsi, no? Per quello che è. E poi ovviamente sbaglia, gli altri glielo fanno anche notare con parole abbastanza, cioè Becca glieli dice, non è che gira tutto intorno a te, sì. Però... Sì, un'altra tra i fatti sorprendenti, a parte la foliazione che dicevamo prima del libro, è che ecco, il ritmo non perde mai, sia per quanto riguarda insomma l'aspetto della grammatica del fumetto, che è anche piuttosto tradizionale, insomma la gabbia è una gabbia tradizionale, verso la fine c'è un po' più di appunto action, nel senso un po' più di azione, il ritmo va un po' più veloce, per cui magari scorpori delle vignette e le metti su una splash page, però in linea di massima è un libro abbastanza diciamo con un ritmo costante, ma appunto i dialoghi funzionano benissimo per tenere alto questa scansione. Per tenerla alta significa per tenerla comunque uniforme e sostenuta anche. Ed ho apprezzato moltissimo l'uso che fai del dialogo, perché credo che ci fosse davvero il rischio di scadere nel becero giovanile eccessivo, se vogliamo. Sì, farli parlare quello slang che serviva perché quando sono ragazzini ovviamente devono parlare, capisca che ha parlato, non so come dire, no? Però senza esagerare. E di contro non diventa mai retorico, perché comunque c'è del dolore, ci sono dei dispiaceri tangibili in questo libro, però non ho riscontrato pietismi né... Guarda, una delle cose che ho deciso è che non avrebbero avuto le didascalie dei pensieri, proprio un pochino per evitare questo. Saranno quelle pagine iniziali in cui c'è la loro parte di pensiero, però poi dentro loro fanno cose o dicono cose, non ci sono mai didascalie di pensieri, e questa cosa secondo me aiuta a tenerlo un po' asciutto, no? Per evitare, sì. Questo è Live. Questa è la pagina di Va in introduzione. piscina senza andare in piscina, lei guarda la gente che va in piscina, lei si deve fare male perché gli piaceva, allora non lo fa. No, però sono, vedi, anche questo tipo di non azione in questo caso del personaggio, per chi non è avvezzo a scrivere sceneggiature, non è che sono proprio dati scontati, soprattutto se si moltiplicano per 5 personaggi, nel senso i maestri, insomma comunque i bravi sceneggiatori e le brave sceneggiatrici pensano piuttosto a cosa non farebbe un personaggio, cioè al di là dell'azione, uno dei trucchi, vabbè, non è in realtà un trucco, è proprio una tecnica più efficaci, è quello di pensare a come si comporterebbe un personaggio nel momento in cui noi non lo vediamo, cioè laddove non viene mostrato. Ora Liv la vediamo andare in piscina effettivamente e infliggersi questo dolore, poi io per me è una cosa inconcepibile andare in piscina e non dosarti, anche io preferirei non entrarci in piscina, però invece per lei era quello che faceva da ragazzina. Non è un ambiente ospitale, è proprio se uno non nota, non è un ambiente ospitale, però questa è sicuramente una delle grandi bontà del libro. Nella sua coralità affonda davvero molto in queste 5 psicologie. In questa parte di cosa ti interessava che ognuno portasse in sé? Cioè, se tu dovessi fare così una carrellata veloce e tu dovessi dire un sostantivo astratto per ogni personaggio. Vabbè, che è la testardaggine, ok, che è un po' l'ossessione anche. Perché avevamo detto che è quella che somiglia più a Lucia, poi c'è pure la mamma. Così, proprio. Sugli altri è più difficile, vedi? Perché non sono... Esatto, ma hai dato un compito da fare. Anche da leggere a chi ci ascolta e a farlo questo esercizio. Molto... Però Emil sì, c'ha questa vocazione sociale che sicuramente ci aiuterebbe a dargli guarda, Emil è sicuramente quello più soprattutto più attivo.
Lui crede che possa andrà lui tutto bene, il nostro... Ma almeno ci prova. La differenza tra gli altri è che ci prova a fare qualcosa per cambiare, altri si lamentano. Parlami un po' di Mina, di questa no. rossa indefinita. Lei è la mia preferita. La tua preferita? Sì. Dio, un po' si defila. Nel momento clou dell'azione, Mina dice, lascia proprio un biglietto questo personaggio, No, questo non è vero spoiler che è lo la possiamo peggiore. fare. In realtà Mina la odio perché è un po' è quella comune, un po' tutti noi, e quando poi le cose diventano un po' pesanti da affrontare. E aggiungerei che laddove la dimensione di successo individuale è più pronunciata, come forse è il caso di Mina, che comunque se ne va in giro, fa delle conferenze, si allontana da Dio, se non fosse che la sua banda di amici, insomma, è veramente in un casino grosso. Però laddove la dimensione individuale funziona e gira e scorre, lei abbandona effettivamente questa missione che è una missione collettiva. È quella che c'ha più da perdere, diciamo che è la più media, almeno è il personaggio meno estremo, no? È quello un pochino più inquadrato anche nella società. E quindi non è spaventata, è semplicemente più interessata a tutelare delle altre cose, non sente un debito verso di loro. Tutelare Sì, se stessa. esatto, sì. Cioè, è condannabile, non credo poi alla fine in realtà. Anzi, da ragazzina forse mi sta ancora più simpatica. Cioè, dai, è molto umana in realtà. Lo dico che mi sta antipatica, ma scherzo. In realtà è assolutamente super credibile il suo atteggiamento. No. Allora, io ho delle domande proprio da somara della tecnica. Questo libro è fatto davvero solo con solo in confermo. Vabbè, raccontaci come succede questa No, ho fatto le matite con la matita. Ok. Con l'apis. Va bene, lo sfoglio io. Poi, in realtà, acquisito, ho trasformato il tratto in questo scanner. E il tratto l'ho fatto diventare di un colore che è la somma solo di ciano e magenta. 100% di ciano, 100% ciano, 100% magenta, che è questo blu-viola. Che è quello sì, esatto, di tutto il tratto. Sì. E non c'è nero. Non c'è il nero. Esatto. E poi niente, ho messo i 3 primari, ho solo fatto tutta la palette con giallo, magenta e ciano. Sì, in realtà è 3 colori da una ricchezza incredibile di palette, perché poi ognuno ha la sua. C'è quella dei flashback e poi c'è quella di omaggio, che segue delle regole, ognuno ha la propria. Quella di Mina, per esempio, vedi, per esempio, dico che è la mia preferita, invece la palette c'ha la più bella, perché è tutta caldina, bellissima, con tutti rosa, tutti gli arancioni rosa, bella. Quella di Liv è un po' smorta. E un'altra delle caratteristiche, cioè perché qui abbiamo semplificato molto, no? Ne parlavamo anche con il nostro collega e amico Contin, che era ospite qua con Persi la settimana scorsa, infatti ti saranno fischiate le orecchie perché un po' ne abbiamo parlato. Il buon Contin, che fa questo mestiere forse meglio di chiunque altro, cioè questo mio mestiere, non fa i fumetti come te, però insomma chiacchiera con i fumettisti e le fumettiste, e giustamente notava l'idea dei 3 colori è un'idea non diremmo banale, però sembra una cosa quasi da bambini. In realtà nello sviluppo del libro diventa un'occasione prelibatissima per articolarli questi personaggi. Ora, mentre Lucia sfogliava la palette di Mina, vedevamo come lei in realtà sta uscendo con un arancione. Quindi non c'è ci sono dei tratti comuni, ma delle grossissime brecce in ognuno di loro. Sì, no, ma mi ha dato la possibilità di dire delle cose,
senza dirle. E la cosa che mi sono accorta anche proprio mentre coloravo. Cosa ti è che premeva di Liv, raccontare? tipo Liv, no? Che è giallo puro. Quando è con Niciano sembra di un colore diverso da quando è con Magenta. Perché quando li affianchi ovviamente l'occhio tende a neutralizzare, no? Cerca il grigio. E quindi alcuni colori sembrano più brillanti o meno, sembrano più caldi o più freddi a seconda di chi sono accanto. Loro cambiano a seconda di in che palette vivono o con chi stanno vicini. È bellissima questa cosa, mi sono divertita un sacco proprio a notarla. Funzionava. Ok, senti, torniamo un momento proprio alle cose fondamentali delle caratterizzazioni, intendo ambienti, outfit, dove hai pescato? Ho fatto chili e chili di materiale, sì. Allora, la città è un mix di tutte le grandi metropoli, cioè ho preso delle cose da Londra, delle cose dagli Stati Uniti, si vede, e in realtà i quartieri blu sono più Sud America, e il posto dove sta Liv è più Asia. Ho fatto proprio un mix di tutto, mi sono fatta le mappe, mi sono studiata tutto, c'ho tutti i quartieri divisi con le cartelle con tutte le foto, però le ho ridisegnate poi perché non volevo usare posti veri, quindi poi ho vestiti, vabbè, loro quando sono ragazzini sono un po' anni 90, Sono ragazzini non c'è come noi. riferimento Come eravamo noi. però esatto, mi sono immaginata una cosa del genere perché comunque poi sono un po' gabber che ascoltano techno, quindi no, poi, vabbè, poi l'edificio che finisce in fiamme in realtà è quello che chiameremo quasi uno squat, perché appunto loro... Sì, era uno degli edifici dei Ciano dove occupato, dove vivevano e che i Magenta e i gialli stavano prendendo. E c'è la gentrificazione, ragazzi, come nel mondo vero. Sì, abbiamo iniziato dicendo che non abitano il nostro mondo, ma è un mondo che ci somiglia proprio tantissimo. Tanto. E, vorrei chiederti un'ultima da un po' da brivido, perché il libro in realtà inizia con una specie di premessa sull'assetto sociopolitico e con un espediente che funziona sempre, che è quello della televisione accesa. Si sente un telegiornale che dice è stata approvata la legge sulla discriminazione praticamente, cioè comunque sull'accesso protetto o comunque limitato dei blu a tale servizio. No, all'inizio la televisione dice che vogliono microchippare i bambini. Sì, perché non posso... Sì, perché i Ciano non più violenta. In realtà i Ciano non potrebbero passare da una parte all'altra della... La cosa che dobbiamo dire è che i Ciano non hanno una famiglia strutturata come ce la immaginiamo mediamente noi, per cui non hanno i cognomi e i Magenta e i gialli fanno fatica a rintracciarli e a capire chi è chi, perché non hanno i cognomi e sono strutturati in una maniera diversa, capito? Abitano tutti insieme i bambini e quindi la loro idea è tipo di segnarli, la legge che propongono. Sì, segnarli e anche limitarne la circolazione di queste persone. Limitare la circolazione c'è nel passato, loro non potevano andare nelle isole principali della città, poi quella roba lì un po' si abbatte perché poi in realtà Roman appunto gira. Roman gira perché è un attore famosissimo, c'ha limousine e c'ha un cachet da capogiro. Ma questa televisione accesa, tu l'hai sentita accesa? L'hai sentite le notizie che ti suonavano? Quella del microchip? Sì. No, ma è per quello che dico che poi alla fine è il mondo nostro, perché non è che mi sono inventata purtroppo niente di che. Cioè, ovviamente a un certo punto c'è la poliziotta in macchina che dice bei tempi quando potevamo prendere il DNA alla gente, ora un po' esagerato magari, per lei erano bei tempi. Però purtroppo in realtà ho estremizzato delle situazioni, appunto ne ho anche tanto, molto, molto reali. Ecco, anzi, ogni tanto mi sembra essere stata anche cauta e gentile. Quasi soft. Abbiamo parlato moltissimo del nostro coro di amici e di personaggi principali, però effettivamente esistono anche dei personaggi satellite. E che funzione avevano e come hai fatto a costruire tutta quella diciamo gruppo di personaggi che favoriscono un certo tipo di azione? Sì, esatto, loro fanno proprio parte forse della parte più thriller, no?
erano molto funzionali, anche se ce ne sono alcuni che mi piacciono tantissimo, tipo lei, in tutto il libro, però importante. È la donna forzuta. Lei è, sì, è il personaggio, è la mercenaria tipo, sembra, no? Un po'. E il suo compare che invece parla tantissimo, mi piaceva che si bilanciavano bene. Sono tutti molto meno sentiti dal punto di vista, no, esatto, quindi sono sicuramente più funzionali e anche più stereotipati, perché non potevo dedicare sinceramente ancora spazio a altre 15 persone, se non mi ammazzavo. Funziona, cioè tipo la manager di Roman secondo me fa le sue apparizioni, ha il suo ruolo, hanno dei ruoli, ecco, molto legati a quello. E i Shano però sì, dei ruoli che vengono definiti anche cioè, nelle relazioni con i principali. Sì, esatto. Sui Shano mi sono sbizzarrita e divertita un pochino di più, perché mi piaceva creare il gruppetto dei camaleonti, quelli quando loro sono piccoli, un po' più grandi. Sì. Per il resto non è che ci sia molto da dire. Allora, ho due domande proprio così puntigliose, un po' secchione. La prima è perché The Science Anthem, questo titolo veramente, forse perché sembra il titolo di un thriller. Cioè, perché allora, in inglese e perché l'anatema? Guarda, in realtà no, non è anatema, è inno. Ah, vedi, io ho fatto questa traduzione maccheronica, non l'ho nemmeno googolato, perdono. Inno? È l'inno ai Shano. Vabbè, ribaltone, plot twist. Perché praticamente quando mi immaginavo appunto loro da ragazzini un po' gabbe con le Nike che vanno ai rave, siccome io ho ascoltato tanto di quella roba lì mentre coloravo, così coi passi, coloravo 500 pagine. No, c'è una canzone che è la prima canzone house, considerata la prima canzone house della storia, che si chiama 86, che si chiama The House Anthem. E quando la house in realtà faceva parte della cultura nera a Chicago, dei magazzini dove facevano illegalmente feste, e mi piaceva quindi ricollegarla a una cosa ciano così. Quindi è il titolo della canzone che loro ballano da ragazzini, è lì. Quindi io chiedo scusa, ma ho detto 2 o 3 volte no, perché l'anatema del blu... guarda, di anatema gliene tirano tanti comunque, quindi era credibile, non è che... È vero che non l'ho googolato, ma poteva essere calzante. E la seconda domanda, molto interessante questo riferimento musicale, ci sta e come. E la seconda, non hai mai pensato di dividerlo? Sì. Cioè di non pubblicarlo tutto? Abbiamo pensato di dividerlo in capitoli, abbiamo pensato di dividerlo in 3, abbiamo pensato di dividerlo in 2, in tutti i modi abbiamo pensato di dividerlo per così. Esatto. No, il discorso è questo, che in realtà ci sono 2 motivazioni per cui alla fine no. La prima è che io l'ho pensato da leggere tutto insieme, cioè per quanto abbia una struttura molto rigida che si ripete, capitolo su personaggio, flashback, capitolo su personaggio, però quando io l'ho scritto, per me era tutto insieme, quindi dargli una serialità e spezzarlo, non sapevamo, non ho pensato se alcuni capitoli funzionavano da soli, mentre invece secondo me se scrivi una serie gli metti anche, non ti dico dei cliffhanger alla fine di ogni capitolo, però lo pensi strutturato, diviso, e il mio non lo era. No. L'altra cosa è che Eris non è una casa editrice che ha fatto molta serialità, quindi ci sarebbero state delle difficoltà anche nella distribuzione, perché comunque loro distribuiscono di più in libreria, cioè vanno in fumetteria, però ci siamo immaginati che una libreria avesse difficoltà poi a avere tutti i numeri di una serie di Eris edizioni in libreria, e che quindi poi uno trovava il pezzo 2 e che se ne faceva. Non lo puoi non leggere, cioè non può stare a sé stante un pezzo, è illeggibile senza l'inizio. No, sarebbe stato commercialmente, ma anche a livello narrativo, tutta un'altra esperienza. Sì. Magari se eravamo in America avrei... Ma che succede? Il microfono.
mi ha tutto lasciato dei vabbè, mi innamoro, ma e quindi sì, magari appunto l'ultimo fosse gli incontro Stati succede. Uniti e fosse stata una situazione con un mercato diverso, più seriale, ecco, diciamo, insomma, Eris non è con quindi direi proprio di no. No, però, no, ma soprattutto Male anche, vorrei aggiungere. fare divisioni diverse avrebbe in qualche modo avrebbe implicato chiaramente cambiare proprio il narrato, per cui avere un climax ogni episodio e forse si sarebbe perso questo bel crescendo finale di genere che invece è assolutamente c'è. Io ho seguito più una mia divisione appunto di dedicare ogni capitolo a un personaggio, ma non sono cioè quelli di Mina sono più brevi, perché? Sì, c'è una struttura uguale all'interno di ogni personaggio, esatto. Però non la stessa, insomma, non lo stesso peso nella storia. E quindi dopo questo ora fai un altro super brevi. Fai degli spillatini. Sì, no, io ora do i racconti brevi. Chissà perché. No, 4 anni di lavoro. 4 anni. Sì. Vabbè, ma nemmeno ci ho visto quasi veloce. Sì, no, ho visto cose più lunghe, cioè lavorazioni più lunghe su libri veramente molto più brevi. No, ma infatti sono stata velocissima, facendolo part time è già buono. No, però no, davvero, in realtà è perché sto davvero scrivendo cose brevi. Cioè, spero veramente che non mi venga mai più in mente una roba così. Vabbè, però a noi è piaciuto, quindi se tra qualche anno, lo vuoi fare? No, magari mi riposo e poi mi passa questa sensazione di essere sopraffatta. Cioè, sono contenta, è stato super soddisfacente, però è stato anche faticoso, quindi oggettivamente non è una cosa che mi affronterei subito. Su cosa stai scrivendo? Sto scrivendo degli horror. Ormai poi horror scritti da me, quindi immaginati un po' così. Rosa, horror. Però quello che sto scrivendo ora è un horror animalista. Horror animalista. Mancava, no? Mi fa tanta paura. No, anzi, cioè, ovviamente i patteggi per chi di dove i cani in questo caso. Stiamo per i cani. 3 minuti sono perfetti per una domanda /2, se ci fosse. Benissimo. Allora, tranquilla, dopo occhio. Allora l'ho pulito tutto. Il microfono mi imbarazza un po'. Vabbè. Addirittura non c'è la diretta. Dunque, volevo dire 3 cose. Allora, la prima, devo dire che sono rimasta molto colpita dalla potenza dei colori, che mi è sembrato veramente, a parte bello, mi ha colpito tanto, e poi appunto mi è sembrata anche una grande metafora, che effettivamente offre un punto di vista sulle relazioni umane, quello che sono e la variazione del soggetto nel momento in cui è in relazione, quindi mi è piaciuto molto. Poi una cosa, cinematografica, nel senso che mi è venuto in mente, quando dicevi delle situazioni, no, che poi rivedendole in realtà sembravano anche eccessive, non lo sono, mi è venuto in mente un'intervista albanese, quando lui ha creato il personaggio di Cetto la Qualunque, e dopo che era uscito il primo film, a distanza di qualche mese, in un'intervista lui disse che, data la situazione politica in cui viveva, mi sembrava quasi un moderato, e quindi mi ha fatto venire in mente questa cosa qua. Però in realtà la domanda che ti volevo fare era questa. Io ho sempre pensato, però non so se è vero o no, perché non ho mai avuto occasione di parlare con un autore, che i personaggi in qualche modo a un certo punto si impongano, cioè nel senso, nel momento in cui sono nati nella fantasia dell'autore, poi quasi vivono un po' di vita propria, e quindi poi la curiosità mia, che insomma, che è il motivo per cui ti rivolgo la domanda, è se effettivamente, cioè se in qualche modo loro, diciamo, ti venivano a trovare e forse anche a importunare per condizionarti. È vero che lo dicono tanti autori questa cosa. La sensazione effettivamente è un po' quella a un certo punto, perché se tu li conosci bene,
e quindi loro hanno sviluppato effettivamente una personalità ben definita, a un certo punto riesci anche a immaginarti come si comporterebbe in una data situazione, il che significa che agiscono di testa loro. A me succede quando mi addormento, tipo, no, che mi immagino, ok, domani devo disegnare questa scena tra Becca e Liv, e li senti un po' parlare, perché appunto a quel punto l'hanno, ovviamente di più nella seconda metà, quando ormai la cosa era così, no? Stavano precipitando verso quella situazione. E ci sono delle cose che quasi non avevo, perché io mi ero scritta una lunga sceneggiatura e alcuni dialoghi, e poi invece questo finale che è come se a un certo punto poi ha iniziato a prendere forma, era poco definito in sceneggiatura, l'hanno fatto loro, è vero, dialoghi che magari ho scritto proprio mentre ormai li stavo disegnando e si sono... Se sono ben... Scusate, se sono ben strutturati, forse la trama poi a un certo punto si muove anche per inerzia. Esatto. In un certo senso. Sì, a un certo punto appunto stava tutto precipitando verso quella scena finale, i loro punti di vista erano chiari, e quindi per esempio il dialogo che dicevi, che citavi prima fra Roman e Amy, c'è la giacca che costa quanto il mio stipendio, potersi usarli meglio sti soldi, e non sono io che, cioè, questo dialogo qua è nato mentre ormai la stavo disegnando e si doveva dire qualcosa. Funziona benissimo. Perché ormai erano appunto molto definiti. Sì. Grazie. Grazie. Grazie per la domanda, grazie per tutte le tue risposte. E Lucia adesso credo che dedicherà delle copie con un po' di microfono in dono, un po' di buccia di microfono in dono. E niente, salutiamo anche la Nunziatina e l'edizione 2023 di Fumetti e Popcorn. Ci vediamo l'anno prossimo, a settembre. Subito, allora ci vediamo domani. Tempo di fare un bagno in mare e ci rivediamo. Grazie a tutte e a tutti. Andata. Oh, io ho visto sta roba sul video 3 ore di... Ma sai cosa pensavo? C'è una zanzara